Commissario Termine, oggi un'interessante iniziativa qui alla Sala Fazzello, come la Camera di Commercio premia le scuole e i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa scolastica. Sì, diciamo che è un'iniziativa di Union Camere delle Camere di Commercio in collaborazione con la scuola, e quindi i ragazzi con dei progetti si avvicinano al mondo del lavoro. E questi ragazzi bisogna curarli perché saranno il nostro futuro e la nostra speranza. Quindi la Camera di Commercio è ben lieta oggi di andare a premiare queste scuole. Dovrebbero essere tutti premiati allo stesso modo, però purtroppo bisogna fare una classifica, la Commissione ha utilizzato dei criteri per fare questa classifica e saranno premiati. Però complimenti a tutti, complimenti ai tutor, complimenti ai nostri funzionari, Patrizia Pennino, non mi vengono gli altri, per la collaborazione che hanno dato a questi progetti, e auguri ai premiati, auguri a tutti gli altri partecipanti. Anche l'Istituto Fermi premiato per questa iniziativa portata avanti dalla Camera di Commercio in questo premio Storia di Alternanza e Competenze. Sì, l'Istituto Fermi si è posizionato al primo posto per quanto riguarda gli istituti professionali. È un'esperienza che veramente ha dato tanto ai nostri ragazzi, perché come PCTO, a parte che è un fiore all'occhiello del nostro istituto che curiamo tantissimo, ma è chiaro che un percorso di questo tipo fa crescere tantissimo i nostri ragazzi, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista umano. E in questo percorso un grande aiuto è stato fornito dalla Camera di Commercio, perché effettivamente ha fatto come da collante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Quindi in questo percorso ci aiuta a individuare le aziende dove i nostri ragazzi possono apprendere in maniera pratica e sul campo tutto quello che loro apprendono all'interno delle aule didattiche. Anche l'ITET Ciacia oggi tra le scuole premiate in questo premio indetto dalla Camera di Commercio. Sì, viviamo questa giornata intanto con orgoglio e ringraziamo la Camera di Commercio e Union Camere per rendere possibili anche questo tipo di iniziative, queste attività in un contesto che è straordinario e dove ritorniamo sempre con grande emozione. Per la scuola è stata un'occasione molto bella per creare un gruppo di lavoro che coniugasse le competenze dell'indirizzo economico e quelle dell'indirizzo tecnologico. Di fatto il teamwork ha lavorato in piena sintonia, creando un percorso pirandelliano da rendere fruibile ai visitatori grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale e sperimentando in maniera concreta una forma di lavoro che potrebbe poi essere quella che li chiama in causa direttamente domani al conseguimento del diploma. Per cui ancora una volta i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento si rivelano da un punto di vista didattico ed educativo una grande risorsa per la scuola, proprio perché mettono i ragazzi in condizioni di apprendere in situazione, di scoprire le loro vocazioni, di confermare le loro scelte scolastiche. Premio delle Camere di Commercio, Storia di Alternanza e Competenze per l'anno 24, che vede coinvolti diversi istituti scolastici della nostra provincia. Ne parliamo con la dottoressa Patrizia Pennino della Camera di Commercio, che ne ha curato l'iter. Allora, buongiorno, per noi siamo arrivati ormai alla 7ª edizione di questo premio Storia di Alternanza e Competenze. Hanno partecipato numerosi istituti della provincia di Agrigento e 7 sono arrivati in finale, quindi sono stati premiati per le varie categorie. Abbiamo la presenza non soltanto degli istituti tecnici, istituti professionali, licei, ma anche l'Istituto Tecnico Superiore di Bivona. Quindi sono stati dei progetti veramente di rilevante valore che hanno trattato tematiche diverse, quindi che abbiamo dall'innovazione, quindi all'innovazione tecnologica, a quello che è la meraviglia della cultura. Praticamente le tematiche sono veramente più disparate e oggi stiamo celebrando qui appunto con la premiazione finale, che poi la conclusione di un iter abbastanza lungo, perché le scuole ci hanno lavorato parecchio e noi con loro. La Commissione ha selezionato questi progetti
progetti, la commissione che è stata presieduta dalla professoressa Rita Marsala del Liceo Scientifico Leonardo, dal professore Pezzino, quindi che è giornalista, e anche dal dottore quindi Messina. Diciamo che adesso siamo qua in questa sala e passeremo alla consegna dei diplomi e degli attestati.